segnalazioni che giungono agli uffici comunali di beni pubblici vandalizzati e quindi rovinati, deturpati e resi inservibili. In alcuni casi è stato necessario rimuovere la struttura presa di mira. Se la noia è la scusa per agire in maniera così poco rispettosa per il bene pubblico, il sindaco ribatte affermando: non accetto di sentir dire che a Chioggia non c'è nulla. La nostra città offre tanto a chi ha voglia di divertirsi in maniera sana e costruttiva. Suggerisce di rendersi utili, usare le proprie energie in maniera costruttiva anziché distruttiva, rivolgendosi al volontariato, alla protezione civile ad esempio, cercando di occuparsi di qualche anziano o rivolgendosi all'associazione di volontariato più affine al proprio desiderio di crescita. Si chiede al sindaco come sia possibile rovinare le cose che appartengono alla collettività, cose acquistate con il denaro pubblico, quindi di tutti, che poi vanno ripristinate o riacquistate sempre con il denaro della collettività. Si tratta di una spesa che si aggira intorno ai 250.000 euro annui. Il sindaco fa un breve elenco di ciò che è stato danneggiato in 2 momenti diversi, 2 strutture nell'area della Pista Rosa, altre ai giardini in via San Felice, alcuni arredi in via Niccolò Zeno, le famose fioriere in piazza Todaro. Noi continuiamo a spingere perché si cominci a pensare seriamente ad un sistema di videosorveglianza, a cominciare dalle zone dove più frequentemente si verificano situazioni di degrado e vandalismo, e lo facciamo ricordando un atto di vandalismo sull'Usenzo, il cui colpevole è stato rintracciato proprio grazie alla videosorveglianza. Ben venga l'invito del sindaco a darsi da fare nel volontariato se è la noia a generare tali comportamenti, ma in attesa che i vandali che girano per Chioggia raggiungano la maturità necessaria per comprendere la valenza del loro gesto, invitiamo l'amministrazione a mettere in atto le misure necessarie per individuare i colpevoli di tali comportamenti poco edificanti e mettere loro in conto, a loro e alle loro famiglie, l'importo dei danni provocati. Jonathan, l'altro giorno noi come Croce Azzurra è stato veramente un incubo, cioè praticamente la mattina ci chiamano, la mattina presto mi chiama dice guarda che ci sono i carabinieri in strada Madonna Marina, erano le 6 mattina, vado fin là, lì non c'era niente, vado un po' più avanti, spaccata, negozio in Viale Padova. Torno a casa, prepariamo il servizio, dopo un po' mi arriva un altro messaggio di un'amica che ha visto, mi dice guarda che anche la stradina, quella che c'è vicino all'ospedale, il negozio di... poi mi chiama un altro, dice guarda che c'era praticamente in una serata 5 spaccate, 5. È vero, io voglio dire che tutto sommato siamo ancora un'isola felice, perché se tu vai a Mestre c'è veramente il disastro. Però questa situazione a Chioggia così non è mai stata, cioè un ordine pubblico in questa maniera, io tra poco compio 63 anni e non me lo ricordo, cioè sono stato consigliere comunale anch'io, una cosa così È vero che ci sono delle realtà peggiori della nostra, ma appunto perché noi abbiamo, tra virgolette, un'isola felice, dovremmo tutelarla e lavorare affinché resti tale. Io sul tema delle spaccate, se ricordate, sono andato anche personalmente dal prefetto, perché 5 avete pubblicato, ma quest'estate alcune giornate ne abbiamo avute anche 3 in un giorno. Partiamo dal presupposto che la spaccata è un attacco al commercio e alla piccola e media impresa, che è l'ossatura portante all'interno delle nostre comunità, così come siamo abituati a viverle e a frequentarle. Ricordiamoci che molto spesso non sono tutte attività che hanno una solidità che gli permette di reggere la spaccata, aspettare magari l'assicurazione. Chi ne ha avuto 2? Cioè se ne ha avuto 2. Molto spesso mi viene in mente quei bacali di quei giovani appena aperti, finché arrivano i soldi dell'assicurazione, molto spesso il commerciante porta a casa uno stipendio come le altre persone che lavorano, assumendosi anche più rischi di impresa, e quindi molto spesso queste situazioni portano la gente a chiudere. Quando noi chiudiamo un'attività commerciale falliamo come comunità, perché muore un pezzo di città è buio, si spegne un pezzo di città. E quindi partiamo dal presupposto che oggi i commercianti a Chioggia sono tassati, grazie al sindaco Mauro Armelao, spaccati per la delinquenza che c'è e multati con questa ZTL, quindi sarebbe da fare un hashtag commercio di Chioggia, tassati, multati e spaccati. No? Quindi voglio dire, le condizioni in cui veste il commercio è questa. Io sono stato al prefetto, allora non è che ci sono soluzioni salvifiche, che uno ha la bacchetta magica, no, non vogliamo strumentalizzare su un problema dove c'è gente che a volte anche soffre di fronte alle loro aziende distrutte, ma vorremmo dire che
Il sindaco Armerao, quando è andato dal prefetto, ne parlava, si complimenta per l'ordine pubblico con le feste di quest'estate, ma quest'estate gli agenti che abbiamo avuto, che si decidono sul tavolo della sicurezza pubblica, abbiamo visto con i comunicati stampa delle organizzazioni sindacali e altri che non coprivano a malapena i pensionamenti. Per fortuna il sindaco e poliziotto doveva battersi, capisce l'importanza di avere qualche agente in più. Ma dopo tu è chiaro che non è facile, ma stando fermo non risolvi il problema. Stiamo lavorando, anziché andare a spendere i soldi a stadi, a droni, a mostre private per dire che rafforziamo la sorveglianza in piazza. Stiamo lavorando per assumere un po' di polizia locale in più e tentare di pattugliare quelle zone dove sai che succede, le rive, centri storici, sottomarina. Ma è evidente che se tu non assumi altra polizia locale, che puoi impiegarla anche nei turni serali, piuttosto che ampliare il pattugliamento durante il giorno, non intervieni con un sistema di videosorveglianza, non provi a vedere se si possa stipulare un'assicurazione comunale quando succedono queste cose qui, è evidente che sulla vicenda tu metti la testa sotto la sabbia. Non si può mettere la testa sotto la sabbia, ci vuole un vero e proprio piano per reagire, controattaccare a questa microcriminalità, perché ricordiamoci, questa microcriminalità è un cancro nelle comunità, parte in silenzio e quando si è preso un pezzo di territorio tu non lo riesci più a riconquistare e a portare nella legalità, e lo abbiamo visto a Mestre. Allora noi dobbiamo reagire, non dobbiamo farci selfie o portare le solidarietà, dobbiamo reagire chiedendo agenti, assumendoli noi dove possiamo, aumentando la videosorveglianza e creando dei tavoli di concertazione affinché ci sia chi può avere idee migliori delle nostre, perché fa sicurezza per lavoro, per combattere questo tipo di fenomeni che a Chioggia sono partiti in sordina ma stanno diventando un vero e proprio cancro per le attività commerciali. Le attività commerciali vanno protette e salvate, non multate, tassate e spaccate. Alla pizzeria Scottadeo scopri il gusto delle feste, panettoni artigianali farciti e ricoperti, al gustoso cioccolato, alla goduriosa Nutella, al delizioso pistacchio, delizia pura, tutta da condividere. Passa a trovarci o prenota anche al 327 332 4259. Ti aspettiamo alla pizzeria Scottadeo a Borgo San Giovanni. Della Befana che si è tenuta ieri, lunedì 6 gennaio, a Rosolina Mare, è stata un successo, punto focale di ritrovo i bagni dal Moro per l'organizzazione dell'evento a cura del Motoclub Rosolina Mare, evento che ieri ha potuto godere di una giornata con un meteo molto favorevole. La giornata si è svolta in modo impeccabile grazie anche ai volontari del Motoclub che hanno garantito ordine e sicurezza. Si è trattata di un'anteprima non agonistica delle finali del Super Mare Cross che si terranno qui a Rosolina Mare il 22 e il 23 febbraio prossimi. La più importante delle novità introdotte quest'anno è il cancelletto di partenza che ha funzionato alla perfezione. Il circuito ha regalato emozioni e garantito il divertimento ai partecipanti senza compromettere il fattore sicurezza. La squadra del nostro concittadino Alex Zanni, che per anni ha gareggiato e vinto nel motocross, formata dalle figlie Noemi e Carlotta, ha primeggiato nella categoria femminile. Al termine della giornata il sindaco di Rosolina Mare, Michele Grossato, con la sua giunta ha manifestato apprezzamento per l'impegno dei volontari del Motoclub, indispensabile per la buona riuscita dell'evento. Ai piloti che si sono distinti sono stati consegnati riconoscimenti. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Dunque, oggi è il 7 gennaio, la Befana in teoria è passata, ho qualche dubbio che sia passata la Befana, comunque lasciamo perdere. Allora, questa mattina hanno fatto nuovi orari per quanto riguarda le corse per le frazioni, con queste corse a chiamata. Apro e chiudo una parentesi, assolutamente nessuna critica verso Arriva Veneto, che si trova a gestire questa situazione con mille difficoltà e non è facile. Poi tra l'altro tutto all'ultimo momento ricordiamo sempre
che è 2 anni che il sindaco Armelao sapeva tutta questa situazione. Questa mattina abbiamo messo l'intervento del consigliere comunale regionale Montanariello con link attaccato della commissione in cui si è parlato di questo problema di trasporti e il sindaco se n'è assolutamente fregato. Voglio sempre sottolineare che la responsabilità è tutta in capo al sindaco Armelao di questa situazione. Detto questo, questa mattina c'è stato il ritorno delle scuole e tutta una serie di situazioni. Ecco, allora, questa è una mail di una signora che lavora come OSSE al Lido e quindi abita a Sant'Anna. Apro e chiudo un'altra parentesi: se il sindaco non avesse fermato il progetto della Turati, oggi invece di avere un rudere abitato dagli homeless avremmo una casa di riposo con 50 persone che ci lavorano. Chiudo la parentesi. Altro grande alzata d'ingegno di questo sindaco. Allora la signora scrive: buongiorno, volevo solo dare un aggiornamento sul servizio delle corse con prenotazione. Il giorno 4 gennaio ho prenotato la corsa per oggi, martedì 7 gennaio alle 10:30 da Sant'Anna Centro, confermata, e già questa mattina sto ricevendo messaggi da Riva Veneto con cambi di ora vari: 10:43, 10:52, 10:59. Ditemi se posso arrivare in tempo al lavoro senza sicurezza. Ho il terrore di trovarmi fermata per niente o per chissà che ora. Poi ho scoperto che mi faranno scendere praticamente all'ospedale e là devo attendere un autobus per Chioggia. Sottolineo che lavoro in casa di riposo a Pellestrina, grazie dell'attenzione. Poi ci ha riscritto alle 11:15, ultimo aggiornamento, sono alle 10:30, mi metto in fermata perché non so di che orario fidarmi, ci metterò 3 ore per arrivare al lavoro. Poi altri ci scrivono questa mattina alle 7 che per la linea 4 abbiamo dovuto salire 3 fermate perché erano già piedi, saltare 3 fermate, scusa, perché erano già pieni. Hanno messo un pulmino corsa bis, un pulmino con 20 posti e c'erano sti ragazzi stipati come sardine e stavano aspettando un secondo prima. Vi faccio vedere un intervento di una signora che una mamma con un bambino piccolo che abbiamo beccato prima alla fermata. Questo è l'intervento. Allora, la domanda è: state aspettando la corriera? No, io devo andare a Sant'Anna, Sì. è un'ora che sono qua perché aspetto il chilometro. Ma avevi prenotato te? Io ho prenotato per questa sera perché ho 3 bambini che vanno alla Dominani. Sì. Sono figli sindaco, il signor sindaco sa che mio figlio non può cambiare scuola. Infatti. Non può andare a Sant'Anna. Sì. Alla mattina c'è un solo pullman Sì. con 300 persone dentro. Infatti. La prima volta che non mi faranno salire io chiamo i carabinieri. Brava. Perché non posso Va restare bene. giù. Il sindaco lo sa che i miei figli non possono. Ti darei un passaggio, ma non ci state. No, ormai siamo abituati, aspettiamo. Va bene, ciao Giancarlo, ciao, saluti. Ciao. C'è veramente una situazione disastrosa e praticamente io ve lo dico, questa mia animosità che non nascondo, io veramente a vedere sta Maria Rosa che ne ha fatti tutti i colori prima con l'impianto di GPL, che ha fatto tutto quanto solo per entrare, volevano entrare da sindaco, siccome non ci sono riusciti adesso sono alla stampella Armelao e dicono un sacco di balle, raccontano un sacco di balle, cioè proprio quella dice che è di sinistra, io non so mai che è di sinistra, è di sinistra e ha lasciato persone disabili, anziani, famiglie non abbienti in queste condizioni. Questi io veramente mi chiedo ai consiglieri comunali di maggioranza: ma come fate a portare avanti questo sindaco? Come fate? Ma non avete un po' di dignità? Non avete un po' di amore per questa città? Io non lo so, io veramente non lo so. Comunque purtroppo ce ne sono altri che stanno arrivando che dimostrano completamente l'incapacità di questo soggetto ad amministrare la città. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Il video che vedete è stato girato da un turista, sembra che sia addirittura un giornalista del Corriere della Sera del Friuli del Trentino, adesso non lo sappiamo con esattezza, e ha ripreso questo operaio di cui noi abbiamo nascosto le fattezze, ma nel suo profilo Instagram l'ha messo pari pari ed è riconoscibilissimo,
e questo operaio, questa persona sta lavorando su un peschereccio, si vede benissimo un peschereccio, sta lavorando su un attrezzo da pesca, un rampone, e col flessibile taglia un pezzo di ferro e tranquillamente lo butta in acqua in pratica. Questo signore, siccome alla tuta c'era un marchio di una società, ha chiamato l'amministratore di questa società, ma quella società in realtà è in liquidazione e gli operai che c'erano sono stati, non lavorano più perché la ditta, e quindi la persona che ha questa tuta con il marchio di questa ditta che è in liquidazione, non è detto che sia un ex operaio, e magari potrebbe essere uno che sta usando gli è stata regalata la tuta e magari la sta usando, ma con quella ditta magari non era neppure indipendente. Detto questo, resta il fatto molto grave che come potete vedere è proprio il segno proprio di assoluto menefreghismo di buttare in acqua, hai capito? Purtroppo questa è una consuetudine ancora di tanti, e ci dispiace che proprio davanti al mercato ittico all'ingrosso c'è, quella è anche all'interno della Salaste, c'è lo slogan custodi dell'Adriatico. Ecco, allora sarebbe il caso, ovviamente non si può fare di tutto un fascio, perché ci sono dei pescatori che sono molto attenti e rispettosi dell'ambiente, quando con i ramponi, con le reti tirano su qualcosa, lo portano a terra, lo portano in quell'area che dopo viene, diciamo, viene recuperata, viene smaltita. Però purtroppo praticamente un giorno sì e l'altro anche, sia il canale lombardo interno che il canale San Domenico sono pieni di nafta. Ecco, purtroppo c'è questa consuetudine. Ogni tanto le forze dell'ordine, in particolare la Guardia di Finanza e la Squadriglia Navale di Chioggia, è molto attenta a questo problema dell'inquinamento. Ogni tanto ne becca qualcuno. Vorrei ricordare che tempo fa sono stati diciamo sorpresi dagli uomini delle Fiamme Gialle di qua di Chioggia, alcuni che al mercato ittico hanno lasciato tutta una serie di prodotti inquinanti, sono stati pesantemente sanzionati, poi anche penali tra l'altro, ma purtroppo veramente i pescatori, che sono i primi a vivere col mare, sono anche tra quelli che lo inquinano. Ecco, quindi purtroppo ci tocca segnalare questa cosa. Adesso vedremo se poi finiremo anche sul Corriere del Veneto. Ringraziamo questi qua, che sono anche tra l'altro molto furbi, perché voglio dire, ormai sappiamo che ci sono telefonini dappertutto, e quindi al di là che non si dovrebbe fare, non per la paura dei telefonini, ma proprio vuol dire non avere il minimo rispetto né dell'ambiente né della città in cui viviamo.